Nel settore creativo, quando uno lavora su un progetto, ci sono diversi professionisti e fornitori, che usualmente hanno ognuno il suo metodo di lavoro. Ognuno ha la sua forma di categorizzare, nominare e organizzare i loro elaborati di testo, audio, video, preset, geometrie, nuvole di punti, eccetera. Lavoro manuale e tedioso. Lo stesso accade con i clienti, con un altro livello di complessità. Generalmente non sono esperti nell'aspetto tecnico di una produzione creativa e quindi fanno fatica ad organizzare e fornire i propri materiali. Nell'economia dell'attenzione, dove ogni minuto si caricano oltre 500 ore di contenuto video, ad esempio, aumentare la qualità dei contenuti e quindi la loro complessità diventerà di obbligo. In un mondo post-pandemico, dove gli spostamenti sono limitati e il lavoro da remoto è la prima scelta, serve un linguaggio unico per fare l'onboarding dei collaboratori e clienti il più snello e chiaro possibile. Il tango è una danza molto complessa, ma può essere sintetizzata in 8 passi basici. Questi passi sono un metodo. Se uno sbaglia, può sempre tornare a questi passi. Le nostre soluzioni software trovano ispirazione nel tango. L'idea dietro è convertire i criteri in regole condivisibili e automatizzabili sfruttando la metadata per agevolare i processi di produzione creativa e la collaborazione tra fornitori e clienti, senza imporre metodi, ma permettendo la propria espressione creativa. L'iperconnettività oggi permette di delegare alle macchine il lavoro non creativo e lasciar dare lo spazio e tempo ai creativi per ballare. In questi contesti, fondi come il FESSER sono assolutamente utili.